Amiche e amici di Directa Sport, benvenuti al Via Crespellani Mulinu Becciu, dove stanno per affrontarsi il Calcio Pirri, il quarto 2000 per la 21esima giornata del girone A di prima categoria, con i padroni di casa pronti ad affrontare un'altra importantissima tappa verso l'obiettivo della promozione. Cominciare uno sguardo, si va allora, mentre Darbo buono lo stop per guardare la porta, prova anche a calciare. Momento solo vittoria eccetto il pareggio in casa della Baonese, adesso più 5 proprio sulla Baonese, mentre attenzione al calcio di rigore, spiazzato grosso, il quarto 2000 in vantaggio al Via Crespellani, mentre adesso Licciardo prova lo strappo. Licciardo, buona apertura per Porcedu, posizione regolare, può mettere in mezzo il cross lungo per Darbo, anticipato l'inserimento verso la sinistra di Licciardo o Meloni. Eccolo infatti per loro, arriva Meloni che la tocca ma non riesce a deviarla verso la porta. Terza la Darbo, cerca Nenna, il cross secondo palo, Porcedu mette giù, finta, mette in mezzo per l'arrivo di Loi, toccato e poi Nenna! E allora non c'era bisogno di fischiare il fallo, è arrivato Nenna che con il destro riporta il risultato in parità. Passa, si crea un vuoto, il servizio per Vacca interessante, Vacca finta sul mancino, poi sul destro, alla fine calcia, Grosso para, vediamo se sarà direttamente Rice contro Grosso, va in porta con forza e Grosso la deve alzare sopra la traversa, a cercare poi Darbo sulla destra, mette giù Darbo, può andare 1 contro 1, scende ad andare sul destro verso il fondo, Darbo mette anche in mezzo, Licciardo non riesce a calciare, fermato, c'è Nenna a provare magari su una respinta a calciare col mancino, il cross però lungo, uomo a terra, questa volta è rigore che arriva adesso, Porcedu spiazza Zeni e porta in vantaggio il Pirri, sotto anche i tifosi più giovani. Soprattutto proverà a trovare un 3-1 che sarebbe importantissimo. La battuta va invece sulla barriera, il vento la sposta a favore del Pirri con Darbo che prova a anticipare la conclusione con la punta. Licciardo, praticamente è un regalo a Zeni, non perfettamente perde neanche spazio per calciare, lo fa e la palla è alta, non di molto stavolta. Il dribbling passa più con forza che con qualità, prova anche il tiro, Azzeni respinge come va Darbo, può pensare anche al tiro, Darbo passa ancora, va sul destro, sul mancino, Darbo cerca la porta e non la trova, ma non di molto, ha cercato l'incrocio dei pali, è passato a centro d'area, attenzione, messo giù, calcio di rigore, incredibile, è un quarto che ha lottato. E anche stavolta il pallone va in rete, è 2-2 e finisce qui, ha pareggiato il quarto con gli abbracci, i gol nel primo tempo di Lai Scheto, rimontato poi tra il primo e il secondo tempo da Nenna e da Porcedu su calcio di rigore, ancora un rigore all'ultimo istante con la doppietta di Lai. E con questo risultato, amiche e amici di Directa Sport, vi ringraziamo per averci seguito e vi salutiamo da Luigi Falchi. Un ringraziamento speciale anche a Filippo Tuveri a coordinare le immagini. Una buona serata.